Anche Agrigento partecipa alla manifestazione nazionale indetta dai sindacati CGIL e UIL, manifestazione stamani sotto la prefettura, consegnata una piattaforma rivendicativa al prefetto di Agrigento. Conferenza stampa del commissario Zappia e del primario Tulumello per la soluzione delle problematiche del reparto ortopedia dell'ospedale San Giovanni di Dio. Presentato stamani il nuovo corso di laurea in educazione e interpretazione del patrimonio storico, archeologico e artistico dell'Università di Palermo a partire dal prossimo anno accademico. Continuano gli appuntamenti della campagna del Comune di Agrigento contro le truffe agli anziani. Ieri nuovo appuntamento presso la chiesa di Villa Seta. Interessante convegno stamani al Gallo di Agrigento sul bullismo e cyberbullismo. La Fortitudo domenica prossima in trasferta contro la Juve Cremona. Benvenuti con l'appuntamento odierno di TV Notizie. Sciopero nazionale oggi da parte dei lavoratori dei servizi pubblici, che ha visto anche i rappresentanti sindacali della CGIL e della UIL partecipare a un sit-in sotto la prefettura di Agrigento. I rappresentanti dei sindacati hanno anche consegnato una piattaforma rivendicativa con diversi punti all'ordine del giorno al prefetto di Agrigento. Noi abbiamo seguito l'evento. Oggi sciopero generale qui davanti alla prefettura, anche per la scuola, per lo smantellamento di alcune strutture nella montagna, Stefano Quisquina, Cianciana, Bivona. Sì, oggi sciopero generale in Italia di tutti i servizi pubblici, perché questo governo continua a fare la lotta ai poveri, continua a fare la lotta contro i lavoratori, continua a stezzare l'occhiolino agli evasori fiscali e poi ci dice che non ha soldi. Hanno fatto 16 contoni, abbiamo 100 miliardi di evasione e poi non ci sono i soldi per le scuole. Diceva bene, nel distretto della montagna agrigentino hanno chiuso 2 scuole. Lei immagini cosa significa per i cittadini di quei comuni un'ora e mezza per raggiungere un istituto scolastico a Casteltermini. Non ci sono i soldi, dicono, per la sanità. Stanno chiudendo reparti, stanno chiudendo interi ospedali, hanno già chiuso molti ambulatori dei comuni, quindi uno sciopero generale che rivendica il diritto ad una busta paga decente. Sono anni che non rinnovano il contratto ai pubblici dipendenti, uno sciopero che rivendica il diritto al lavoro. Tutti i giovani ormai rassegnati scappano via subito dopo i licei e quindi uno sciopero che chiede a questo governo un cambio di rotta. Oggi per manifestare il disagio dei lavoratori della pubblica amministrazione e non solo, io rappresento i lavoratori della pubblica amministrazione, della funzione pubblica, dico semplicemente che non abbiamo rinnovato i contratti e i contratti non saranno rinnovati secondo la reale inflazione che attualmente ha logorato il nostro potere d'acquisto. L'altra questione è legata alle pensioni, rimodulano gli indici delle pensioni, l'indice del calcolo delle pensioni, e quindi penalizzano la maggior parte dei lavoratori ai fini del riconoscimento della pensione. L'altra questione è che chiediamo le assunzioni negli enti e quindi di avviare le procedure concorsuali sia per l'esterno che anche per l'interno, in modo da valorizzare il personale che all'interno che ha determinati requisiti. Noi abbiamo bisogno di risorse nuove, non possiamo avere all'interno degli enti oramai personale che è più vicino alla pensione e quindi l'età media è intorno a 57-58 anni. Quindi chiediamo da questo punto di vista al governo di sedersi, discutere e negoziare. Dopodiché è chiaro che la sensibilizzazione dei lavoratori oggi, ma non solo, giorno 20 ci sarà un'altra manifestazione a Siracusa e andremo avanti nel percorso facendo capire a questo governo che non si governa in questo modo, come dice, immaginando sempre soldi, i pensionati e i lavoratori della funzione pubblica. Una giornata importante oggi dove il settore dei trasporti viene mobilitato, abbiamo visto quello che è successo anche col governo nazionale. Sì, oggi siamo qui praticamente per manifestare il disagio che la nostra provincia vive quotidianamente sui trasporti. Oltre a questo chiediamo anche una riforma sul precariato, dove ormai questo settore è invaso dal precariato, quindi
non ci sono più stabilizzazione, quindi un futuro incerto per i giovani. Oltre a questo, questa manifestazione vuol dire anche dare una risposta al governo, al ministro Salvini, dove vuole togliere il diritto di manifestare il proprio disagio, che è l'unica arma di cui i lavoratori attualmente sono in grado di esprimere scioperando, quindi non possiamo permettere che tutto ciò accada. E si è svolta ieri una conferenza stampa all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento da parte dell'ASP, presente il commissario Zappia, relativamente alle problematiche che si sono create all'interno del reparto ortopedia, che ha visto diversi medici andare via il servizio. Si è svolta ieri una conferenza stampa all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento da parte del commissario dell'ASP Zappia, relativamente alle problematiche che si sono create all'interno del reparto ortopedia, che ha visto diversi medici andare via, con lui anche il primario dell'ospedale di Sciacca del reparto ortopedia, dottor Giuseppe Tulumello, che guiderà prossimamente anche quello di Agrigento. Tutto infatti è stato centralizzato sulla nostra città. L'ortopedia, a detta dello stesso Tulumello, continua a funzionare e l'arrivo di nuovi medici ci permetterà di rientrare nella normalità. Qualche medico è stato già individuato, grazie anche alla disponibilità di 2 dottori agrigentini che vogliono rientrare in città e che al momento operano a Palermo all'ospedale civico. È avuto anche l'assenso dell'ospedale Giglio, che mette a disposizione anche non solo gli ortopedici, ma un gruppo di medici che si occuperà di chirurgia vertebrale. Questo quanto dichiarato a margine della conferenza dal commissario Zappia. Abbiamo già dei risultati perché abbiamo ieri aggiudicato la gara per l'esternalizzazione, quindi già da settimana prossima il direttore sanitario provvederà a fare l'integrazione di questi nuovi medici che abbiamo richiesto sia per Sciacca che per Agrigento. Abbiamo già ricevuto l'ok della direzione generale del commissario e del direttore sanitario del civico per 2 agrigentini che vogliono venire a operare su Sciacca, quindi io ritengo che al massimo i primi di dicembre, ma noi lavoreremo prima, potranno venire a operare su Sciacca. E poi in ultimo non ho ancora ricevuto la risposta formale, ma ho l'assenso informale da parte del direttore del Giglio di Cefalù, che mi ha detto che mi mette a disposizione non solo gli ortopedici, ma siccome nei momenti di criticità, se tu sei uno che ci tiene a quello che fai e devi anche rilanciare, abbiamo chiesto a lui per la chirurgia vertebrale che manca ad Agrigento e che so che ha un bellissimo gruppo di Monza che lavora al Giglio, e quindi vorrei anche dare quest'altro servizio in più alla provincia di Agrigento dopo le malattie infettive, dopo la chirurgia di malattie infettive Ribera, la chirurgia retroperitoneale che sappiamo essere allicata, e vorremmo spingere in questo. Lo so che in un momento così difficile parlare di questo sembra un po' una follia, però nella mia testa avere dentro altri medici che poi sono ortopedici, che sono specializzati in chirurgia vertebrale, diciamo che è un plus in più per poter garantire che il post operatorio, che è la parte della sicurezza del paziente, ci siano più medici presenti in struttura. Io ho chiesto che vengano a presidiare la nostra struttura e quindi avremo dei medici qualificati in più. Lei conta di avere in piena funzione il reparto ortopedia entro il marzo 2024? Mi sembra lontanissimo. Noi stiamo lavorando per prima, noi vogliamo già dal mese di dicembre ridare almeno a tutti e 2 i reparti il minimo per poter lavorare. Vi ricordo che ad Agrigento erano 9 su 10, cioè ne mancava solo 1. Però adesso vediamo di fare in modo che almeno dal punto di vista organizzativo, cioè di persone che lavorano, il Tulumello e i colleghi che sono veramente da elogiare, che sono rimasti, e qualcuno che vuole venire, siano messi nelle condizioni un po' di serenità, perché non possiamo consentire che una persona faccia 820, 7 giorni su 7 con le emergenze, con le urgenze che sta facendo. E quindi da parte nostra c'è questo, c'è la voglia di fare nuovi servizi. C'è già assegnato, aggiudicato la chirurgia robotica, perché non solo vogliamo garantire il minimo, ma vogliamo anche dargli al paziente uno standard un po' migliore. E questo serve anche per attrarre i giovani, perché verrebbero a lavorare con strumenti che sono il futuro, che è il robot per l'ortopedia, e riprenderò di nuovo la pratica per il robot per la chirurgia generale, perché anche lì abbiamo la convenzione con l'università e quindi dovremmo essere in 10, siamo attualmente in 5,
Questo significa naturalmente un ulteriore sforzo. 5-6, sì. Sì, vabbè, è un momento emergenziale, dall'oggi al domani sono andati via 7 medici, quindi senza dubbio non c'è stato nemmeno il tempo di poter recuperare personale medico, ma questo è stato un caso più unico che raro. Insomma, capita che magari va via 1-2 medici, ma 7 medici in un unico colpo, in un unico giorno, insomma è un po' pesante pure da affrontare. I dati sono positivi? I dati sono positivi, certo stiamo lavorando senza dubbio di più, non vi posso dire che non, ma questo è, come diceva poc'anzi il commissario, il medico lo fa anche per missione. Noi abbiamo questo compito, non abbiamo, se c'è da stare qualche ora in più ci sacrifichiamo senza dubbio, però il nostro orgoglio è quello di portare avanti il nostro lavoro e di poter garantire all'utenza della provincia di Agrigento, non soltanto di questo comprensorio, ma ricordiamo che anche Sciacca e Ribera in questo momento vengono ad essere centralizzati qua ad Agrigento. Nonostante questo stiamo portando avanti un lavoro egregio. Emergenza affrontata bene allora. Diciamo che stiamo, penso, poi sarà l'utenza a stabilirlo, però ritengo che stiamo affrontando bene l'emergenza. Dottore, un suo commento sulla chiusura dell'ortopedia a Sciacca? Non è chiusa l'ortopedia a Sciacca, in questo momento l'ortopedia a Sciacca è aperta e io ne sono il direttore. In questo momento abbiamo avuto la necessità di dover centralizzare. Si stanno portando avanti si stanno mettendo in atto tutte quelle procedure per recuperare personale medico e per poter quindi gestire anche l'ortopedia di Sciacca. Lei non sta badando alla stanchezza? Ma diciamo che io sono abituato a fare questo, mi piace. Sì, mi piacerebbe magari ogni tanto farmi una passeggiata, però insomma non mi sta pesando. E in merito alle problematiche dell'ospedale di Sciacca, stamani un vertice convocato a Palazzo d'Orleans dal presidente della regione siciliana Schifani, presenti per l'assessorato regionale della salute, il dirigente generale del dipartimento Salvatore Iacolino, per l'ASP di Agrigento il commissario straordinario Mario Zappia. L'ANAS Civico di Palermo nello specifico metterà a disposizione 2 giorni a settimana un'equipe di propri medici ortopedici per gli interventi chirurgici da effettuare presso l'ospedale di Sciacca. È presentato oggi a Casa San Filippo, sede del Parco Archeologico, il corso di laurea in educazione e interpretazione del patrimonio storico, archeologico e artistico da parte dell'Università degli Studi di Palermo, la cui attivazione ad Agrigento è prevista a partire dall'anno accademico 2024-2025 presso la sede decentrata dell'Università. Rappresenta ovviamente una novità nel panorama italiano della cultura. Noi abbiamo seguito l'evento. Presto Agrigento potrebbe avere il corso di laurea in educazione e interpretazione del patrimonio storico, archeologico e artistico dell'Università degli Studi di Palermo. Lo ospiterebbe Villa Genuardi e l'iter per l'attivazione è già a buon punto. L'idea presentata oggi alla stampa. Sentiamo. Agrigento si avvicina a grandi passi ad avere una possibilità di laurea in archeologia del patrimonio. Di cosa si tratta? Sì, allora si tratta, intanto siamo in fase di progetto, ma tra pochi giorni speriamo di poter presentare proprio la proposta definita di un corso che non esiste finora in Italia in questi termini, interclasse tra archeologia e storia dell'arte. Però è un corso dedicato all'educazione e interpretazione del patrimonio, che questo aspetto dell'educazione è particolarmente importante da quando la Comunità Europea, nella cosiddetta Convenzione di Faro, ha determinato che la fruizione del patrimonio culturale, quindi l'educazione al patrimonio, è un diritto di tutti gli individui
e quindi l'educazione è una parte essenziale per la costituzione dei cittadini europei, dei cittadini del mondo. Per cui noi vogliamo, strutturare questo nuovo corso per venire incontro all'esigenza di proporre dei programmi educativi per i ragazzi, per gli adulti, per la formazione continua, che li aiuti a comprendere e ad amare il patrimonio che c'è, in cui siamo immersi. La storia greca ad Agrigento diventa un elemento fondante di quello che è il suo DNA, quindi ha una particolare importanza. Certo, anche perché per comprendere il patrimonio culturale non possiamo ovviamente svincolarlo dal contesto storico, dobbiamo per forza conoscere bene la storia e gli eventi storici, così contestualizzare ovviamente anche il patrimonio culturale. Spesso io noto che i turisti ne sanno più di noi della storia della nostra terra, e questo non è bene. È bene che i nostri ragazzi, i nostri studenti siano sempre ben informati, ecco, siano consapevoli delle nostre radici culturali, della nostra storia, che è lunghissima e molto ricca. Per Agrigento significherebbe veramente un grande ritorno allo studio dell'archeologia, alla formazione in questo senso e anche all'approfondimento della storia dell'arte. Sì, siamo molto contenti di creare questa partnership sia con Agrigento ma anche con i colleghi archeologi. In fondo il patrimonio della Sicilia e il patrimonio agrigentino è fatto di archeologia, ma è fatto anche di storia dell'arte, con tanti monumenti che parlano veramente dell'arte nei suoi diversi secoli. Quindi è importante questa apertura al territorio, ed è importante che l'Università di Palermo ritorni sul territorio, che per un po' di anni è stato un po' messo da parte. Quindi siamo molto entusiasti di cominciare questa nuova avventura. Continuano gli appuntamenti sulla prevenzione e contrasto delle truffe agli anziani, un'iniziativa organizzata dal Comune di Agrigento, assessorato alla solidarietà sociale. Parliamone insieme. Ieri sera se ne è discusso presso la sede della parrocchia della Madonna della Catena a Villa Seta. Continuano gli impegni della campagna per la sicurezza Io non ci casco. Oggi è la volta della parrocchia della Madonna della Catena a Villa Seta. Ennesimo appuntamento con il progetto Io non ci casco. Siamo qui per la campagna di sensibilizzazione e contrasto all'odioso fenomeno delle truffe agli anziani. È un progetto itinerante, così come avevamo presentato alla prefettura di Agrigento qualche mese addietro. Abbiamo fatto la parrocchia di San Leone, oggi tocca quella di Villa Seta e Monserrato, perché le parrocchie sono unite. Successivamente ci saranno altri incontri in altre parrocchie, ma non solo, ma anche nei centri di aggregazione per i pensionati e nelle sigle sindacali che si occupano proprio dei pensionati. Per fare che cosa? Per dare delle informazioni, dei consigli rispetto a questo fenomeno brutto, molto presente nei pensionati, e quindi vogliamo arrivare a questo impegno, a questa occasione, cercando di aiutare ove possibile e prevenire soprattutto. Infatti la presenza delle forze dell'ordine sempre al nostro fianco, c'è la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Polizia Postale, che ricopre un ruolo importante in questo settore per quanto riguarda le truffe online, e la Caritas diocesana, che ci consente di orientare e governare tutti questi appuntamenti per quanto riguarda le parrocchie presenti sul territorio. Teresa Busso, referente del progetto del Comune di Agrigento Io non ci casco, continua la vostra campagna itinerante. Oggi siamo qui alla Madonna della Catena a Villa Seta. Sì, oggi ci troviamo alla chiesa della Madonna della Catena di Villa Seta per incontrare gli anziani e le persone che vogliono conoscere meglio il fenomeno. Stiamo percorrendo questo lungo viaggio per diffondere, divulgare e sensibilizzare il territorio del Comune di Agrigento attraverso questo progetto Io non ci casco. Il progetto che sta lavorando bene, anche perché il territorio risponde, gli anziani chiamano e chiedono informazioni, e l'aspetto più importante è proprio la presenza dello sportello di ascolto telefonico, che permette agli anziani anche di chiedere informazioni e aiuto, anche di chiedere degli incontri nelle proprie comunità locali. Quindi oggi questo è il nostro terzo incontro e incontreremo le persone che vivono in questa comunità, e sicuramente continueremo per
per i prossimi incontri. La prossima settimana abbiamo programmato l'incontro alla Confcommercio con l'ente 50+, per incontrare gli anziani che appartengono a quella comunità. Come valuta questa iniziativa? È un'iniziativa interessante anche perché le nostre comunità non sono fatte solo da giovani, ma sono fatte anche da persone anziane, da persone sole, e quindi questo servizio di conoscenza, di informazione aiuta in particolare quelli che stiamo un po' meglio, che deambuliamo e quindi siamo in mezzo alla gente, di poter aiutare coloro che stanno a casa e possono incappare in queste realtà dispiacevoli. Oggi siamo qui per il secondo incontro organizzato insieme al Comune e alla Prefettura. La campagna si chiama Io non ci casco ed è una campagna contro le truffe agli anziani. Noi come Caritas abbiamo voluto aderire al progetto perché attenzioniamo tra le tante fragilità anche l'ambito terza età. Quindi vi capita, diciamo, di ricevere delle lamentele in questo senso? Purtroppo succede anche questo. Ci siamo affidati in questo caso alle forze dell'ordine. Anche negli interventi che ci saranno in seguito ci saranno i vari comandanti delle varie forze dell'ordine. Il bullismo non è un gioco da ragazzi, questo è il tema del convegno che si è svolto oggi presso l'auditorium dell'Istituto Gallo di Agrigento e che ha visto la presenza di qualificati operatori intrattenersi con gli alunni per spiegare le problematiche del fenomeno. Interessante convegno oggi che parla di bullismo e cyberbullismo qui presso l'Istituto Gallo. Sì, è un interessante convegno perché tratta un argomento che purtroppo è di triste attualità e noi come scuola non possiamo rimanere inermi, dobbiamo assolutamente agire per prevenire questi fenomeni che determinerebbero chiaramente il malessere dei ragazzi e della società in generale. È chiaro che questi fatti succedono e dobbiamo informare i ragazzi che nel caso in cui si presentassero vanno affrontati, vanno denunciati, bisogna combatterli da questo punto di vista, ma soprattutto prevenirli, e per far questo non è mai abbastanza presto, quindi la scuola entra in gioco assieme alla famiglia per rendere i nostri ragazzi forti da questo punto di vista e rispettosi nei confronti degli altri, perché la vera forma di prevenzione di fenomeni di devianza, di bullismo è il rispetto verso se stessi e verso gli altri. Quindi lo scopo dell'incontro di oggi, che ha una elevatissima valenza formativa ed educativa, è proprio questo. Vogliamo dare ai ragazzi gli strumenti per vivere al meglio la loro età, che è un'età bellissima, è l'età che dovrebbe essere sempre caratterizzata dalla gioia, dalla spensieratezza e mai dalla paura e dall'angoscia. Allora, oggi con molto piacere abbiamo accolto l'iniziativa promossa dalla dirigente scolastica professoressa Pisano di promuovere un incontro di formazione e di sensibilizzazione rivolto in particolar modo ai ragazzi, ma non solo, in collaborazione con l'associazione di cui mi onoro di fare parte, che è l'associazione Gens Nova. È un'associazione di volontariato che ha sede legale in Puglia, operiamo però in tutta Italia. È un'associazione che opera sotto i principi della giustizia sociale, della legalità, e in particolare abbiamo a cuore appunto incontri formativi destinati ai ragazzi e alle scuole per fornire strumenti di sopravvivenza contro le forme di violenza del bullismo e del cyberbullismo. Oggi abbiamo il nostro ospite d'onore, che è il nostro presidente, l'avvocato professore Antonio Maria Lascala, il quale in questo momento sta realizzando un dialogo con i ragazzi, che è una performance, mi permetto di dire, che con le sue modalità abbastanza innovative, aperte, smantella un po' quelli che sono i luoghi comuni con cui si trattano queste tematiche, e che garantisco poi riuscirà senz'altro a far arrivare il messaggio ai ragazzi, che è appunto l'obiettivo principale per il quale oggi noi siamo qua. Grazie. Femminicidio di Roberta Siracusa, chieste le attenuanti per l'ex fidanzato. Ricordiamo che la giovane di 17 anni di Caccamo, il cui corpo fu ritrovato carbonizzato in un burrone la notte tra il 23 e il 24 gennaio del 2021. La corrispondenza. Poco più di un anno fa, il 21enne Pietro Monreale fu condannato all'ergastolo con l'accusa di aver dato fuoco alla fidanzata Roberta Siracusa.
nel processo d'appello che si sta celebrando davanti ai giudici della Corte d'Assise d'Appello a Palermo, l'avvocato Gaetano Giunta, che ha cercato di difendere con ogni mezzo il giovane, ha deciso adesso di smontare ogni accusa rivolta al suo assistito, sostenendo che la 17enne di Caccamo, il cui corpo carbonizzato fu trovato in un burrone la notte tra il 23 e il 24 gennaio 2021, si diede invece fuoco da sola. È stato solo un terribile incidente, ha sostenuto il legale in aula. La giovane, per cercare di spaventare l'ex fidanzato che aveva scoperto che scambiava dei messaggi con un altro ragazzo e voleva lasciarla, per farlo tornare sui suoi passi si sarebbe cosparsa di benzina e per un tragico incidente avrebbe provocato il rogo che l'ha poi uccisa. Contestata anche la tesi della miccia da cui sarebbe partito il rogo. La miccia sarebbe stata un'ipotesi emersa dalle indagini dei carabinieri, aggiunge ancora il legale. Nessuno, guardando il video, può asserire con certezza che ci sia stata una miccia che avrebbe innescato il fuoco. Ci sarebbe anche una spiegazione del perché Pietro Monreale avrebbe gettato nel dirupo il corpo di Roberta. È stato per esaudire il desiderio che aveva espresso la ragazza, dice ancora, in quanto quel luogo aveva un valore speciale per la loro relazione. Lì i due avrebbero trascorso momenti di intimità. È stato un gesto istintivo, senza pensare alle conseguenze che questo avrebbe potuto provocare. Se il mio assistito avesse chiamato i soccorsi, non ci sarebbe stato nulla di tutto questo. Il legale, nel corso della ringa difensiva, ha più volte ribadito che non si può dare l'ergastolo ad un giovane di 21 anni e che bisogna dargli una seconda possibilità. Una difesa che i legali di parte civile della giovane hanno definito sconvolgente, che offende il buonsenso e la memoria della vittima. Per l'accusa il femminicidio fu portato a termine dal giovane, che aveva commesso ben 33 episodi già violenti contro la vittima nei mesi della loro relazione. Agli atti un video che riprese il cadavere bruciare l'auto di Pietro a poca distanza. Furono anche scoperte diverse macchie di sangue all'interno dell'auto di Monreale. E Agrigento potrebbe essere collegata a Gela e Castelvetrano tramite il progetto di chiusura dell'anello autostradale siciliano, presentato ieri all'assessorato regionale alle infrastrutture, il servizio di Margherita Trupiano. Secondo l'assessore regionale Aricò, entro un anno si potrebbe avere il progetto per la realizzazione del macrolotto 1 per il tratto stradale Gela-Castelvetrano, passando per Agrigento, che completerebbe quell'anello autostradale che percorre già l'intera Sicilia. L'idea è stata presentata a Palermo dall'assessore regionale alle infrastrutture unitamente al direttore della struttura territoriale Sicilia di ANAS. È un'opera strategica per circa 800 milioni di euro, ha sostenuto. Per anni ci hanno detto che la Sicilia non aveva collegamenti infrastrutturali. Adesso progettiamo, governo regionale e nazionale insieme, a cominciare dal ponte sullo Stretto, a cui anche questa opera sarà collegata attraverso la rete autostradale siciliana. La Gela Agrigento-Castelvetrano ci permetterà, ha concluso, di collegare gli aeroporti di Comiso, Birgi e Punta Raisi e chiudere l'anello autostradale. Oggi, ha detto, abbiamo illustrato le ipotesi progettuali tra Sciacca e Castelvetrano passando per Menfi. Finalmente i primi frutti della nostra lunga battaglia politica per questo territorio iniziano a vedersi, lo ha detto l'onorevole Catanzaro, capogruppo dell'ARS del Partito Democratico, partecipando a uno dei dibattiti pubblici previsti dall'ANAS per la presentazione delle 3 ipotesi progettuali relative alla realizzazione della superstrada da Castelvetrano a Sciacca, un tratto di 23,5 km che con le tangenziali di Agrigento e Gela chiuderà l'anello autostradale. Linea alla regia per gli spot pubblicitari. E a Realmonte il Comune fervono i preparativi in vista del Natale, tante le attività in programma. Seguiamo le interviste.
Primo incontro per mettere a punto la programmazione natalizia di Realmonte 2023 e 2024. Che dire, anche quest'anno il tavolo è stato oggetto di un'ampia discussione, è stata abbozzata una programmazione che vede come attori le associazioni, l'Istituto Comprensivo Garibaldi di Realmonte, la Parrocchia San Domenico di Realmonte, tutte le associazioni presenti nel territorio, Misericordia, CIF, Fidapa, Banco della Solidarietà, le unginettiste di Realmonte, una nuova realtà di cui noi siamo orgogliosi. Ecco, si è anche parlato di come un input al quale segue un'azione amministrativa poi si trasforma in opportunità. Dicevano appunto le unginettiste che quest'anno sono state invitate in altri comuni per fare mercatini dell'artigianato. Quindi una riunione appunto proficua che farà sì che ci sia un cartellone ricco. La presenza dell'Aquarinto dimostra che Realmonte è e continua ad essere un comune accogliente. Ci sarà anche la visita alle comunità, quindi i nostri nonni, raggiungeremo i nostri nonni, visite a scuola, giochini e quant'altro, quindi i doni che l'amministrazione comunale porta, i panettoni, il dono agli anziani, oltre che a concerti, oltre che a attività e manifestazioni sociali, culturali e religiose che arricchiranno il nostro manifesto. Come l'anno scorso le unginettiste hanno proposto l'addobbo dell'albero con anche la realizzazione di un presepe. Per quanto riguarda l'attività della scuola si riproporrà il presepe dei ragazzi dell'Istituto Comprensivo Garibaldi, è stata già individuata una location, anche se insomma saremo più dettagliati in proseguio quando insomma verrà definito il luogo dove fare appunto questo presepe vivente. Abbiamo anche parlato della cerimonia di accensione dell'albero, sempre in ottica di integrazione con la comunità di Realmonte, unitamente alla piccola comunità di stranieri minori ospitati dall'Aquarinto, con anche i ragazzi dell'Istituto Comprensivo, le famiglie, i nostri nonni, le comunità, insomma le associazioni, una comunità vera, una comunità viva, una comunità che dell'integrazione e che della squadra ha fatto il suo elemento distintivo. E ringrazio il comandante Ditto e il brigadiere Bascheri che stamattina erano con noi, con anche il geometra Cottone, unitamente insomma all'assessore al ramo e al consigliere. Verrà curato l'aspetto relativo alla sicurezza pubblica, alla viabilità e all'azione amministrativa prodromica e utile alla buona riuscita di ogni evento. Quindi che dire, io sono sempre soddisfatta, sono sempre più convinta che parlare di bellezza significhi parlare di valori e significa credere nei valori insomma la partecipazione della cittadinanza comprova che questa scommessa è sempre una scommessa che vince l'ente se insieme a lui ci sono tutti gli altri, che in questo caso sono le istituzioni, scuola, parrocchia, comune, caserma dei carabinieri, associazioni presenti, ragazze e famiglie. Quindi veramente una comunità viva, veramente una comunità che accoglie, veramente una comunità sana. Sedersi ad un tavolo non è sempre facile e quando ad un tavolo si siedono tante le istituzioni, la scuola, l'ente locale, le associazioni riescono a costruire delle iniziative comuni importanti per la solidarietà, questo credo che sia un fattore di crescita per tutta la comunità. Piano rifiuti spedito alle associazioni di categoria, si ipotizzano nuovi costi per i cittadini. Ce ne parla Margherita Trupiano. Rivoluzione nella raccolta differenziata dei rifiuti, almeno certamente intanto a Palermo e Catania, dove verranno installati cassonetti a cui il cittadino potrà accedere attraverso una tessera elettronica. E mentre si stima che i 2 termovalorizzatori in programma possano essere pronti nel 2030, ci saranno 24 impianti per smaltire la frazione organica residua dalla differenziata e 18 per quella secca.
Marca. Nel periodo che intercorre da qua al 2030 saranno ampliate le attuali discariche, ma continuerà il servizio salatissimo dell'invio dell'immondizia dall'estero, per il quale verranno meno i contributi pubblici che finora hanno alleviato il peso sui comuni e sulla Tari. Chiaramente tutto questo graverà sulle tasche dei cittadini, che dovranno sostenere costi ancora più elevati per lo smaltimento dei rifiuti. E l'assessore Di Mauro lancia un allarme: nelle discariche ancora attive c'è disponibilità solo per 1 anno e mezzo e se non si interviene a giugno 2025 gli spazi si esauriranno e non ci sarà dove portare l'indifferenziata. Nel frattempo, dunque, la soluzione prospettata dal piano rifiuti mette d'accordo tutti, amplia le discariche, continua ad esportare i rifiuti all'estero, non fa marcia indietro sui termovalorizzatori per i quali si prende tempo, insomma tutti contenti gli addetti del settore, tranne l'anello debole della catena e i cittadini, per i quali i costi aumenteranno irrimediabilmente. Via la realizzazione del Museo dell'Etna nel padiglione San Marco dell'ex ospedale Vittorio Emanuele a Catania. Il presidente della regione siciliana Schifani, accompagnato dall'assessore alle infrastrutture Aricò e dal sindaco Trantino, questa mattina ha consegnato i lavori al raggruppamento temporaneo di imprese costituito dal consorzio stabile Medizel e Icoser di Benevento, che si è aggiudicato l'appalto per un impianto complessivo di quasi 12 milioni di euro. Sentiamo in merito proprio il presidente della regione Schifani al termine della conferenza stampa. Una grande iniziativa voluta dal precedente governo Musumeci, che noi apprezziamo e che valorizzeremo assumendoci le responsabilità del controllo, della vigilanza, affinché questo grande recupero possa essere un risultato raggiunto nell'interesse non soltanto dei cittadini di Catania ma dell'intera regione siciliana. Evolversi in tal senso, recuperare l'obsoleto per restituirlo alla città in funzioni accademiche, in funzioni sociali, in funzioni guardate all'attività dei giovani, non può che essere soltanto condivisa dal governo Schifani, ma apprezzata, credo, da tutti i cittadini siciliani. Passano allo Stato i beni dell'ex re del turismo di Marsala, Michele Angelo Licata, confiscati valori per oltre 127 milioni di euro. La corrispondenza. È definitiva la confisca disposta per evasione fiscale dei beni stimati in circa 127 milioni di euro dell'imprenditore marsalese Michele Angelo Licata, 60 anni. Il provvedimento riguarda ristoranti, alberghi, auto, terreni, conti bancari, al centro dell'intervento della Cassazione, che ha respinto il ricorso dell'imprenditore e dei suoi familiari contro la sentenza della Corte d'Appello di Palermo, che tranne per alcuni beni della moglie aveva confermato proprio la confisca. Angelo Licata, noto per la sua attività nel settore della ristorazione e nel campo alberghiero, è stato per anni al centro di un'indagine della Guardia di Finanza. Condannato in via definitiva a 2 anni e mezzo per frode fiscale e assolto dall'accusa di malversazione, è stata dichiarata la prescrizione per truffa allo Stato e tutte le altre contestazioni fino all'anno di imposta 2010. In primo grado, in abbreviato, era stato condannato a 4 anni, 5 mesi e 20 giorni. Secondo quanto emerso dalle indagini, tra il 2006 e il 2013 il gruppo Licata avrebbe evaso IVA e altre tasse per circa 6-7 milioni di euro. In primo grado la sezione misure di prevenzione del Tribunale di Trapani aveva disposto un parziale dissequestro, restituendo alla famiglia Licata circa metà dei beni sequestrati a fine novembre 2015. In secondo grado però la Corte d'Appello ha accolto quasi per intero le richieste dell'accusa, confermando la pericolosità sociale dell'imprenditore e applicandogli la misura preventiva della sorveglianza speciale. A fine novembre 2015 gli inquirenti
definirono Michele Licata un abituale evasore fiscale socialmente pericoloso. Il maxi sequestro disposto su richiesta dell'allora procuratore di Marsala Alberto Di Pisa e dal sostituto Antonella Trainito fu la più importante misura di prevenzione patrimoniale per pericolosità fiscale a livello nazionale. Lo scorso gennaio, in un altro processo, la Corte d'Appello di Palermo gli ha invece confermato la condanna a 5 anni di carcere per autoriciclaggio. Passiamo allo sport. La Fortitudo Agrigento alla ricerca di risultati, prestazioni e riscatto. Dopo la brutta sconfitta contro il Vigevano arriva un'altra trasferta delicata come quella di domenica alle 12 contro la Juve Cremona, allenata dal coach Luca Becchi, al momento in piena zona playoff insieme a Milano e Rieti. Tra gli ospiti anche l'ex Cosimo Costi, 3 stagioni ad Agrigento, e uno dei protagonisti della promozione della Serie B alla 2, anche se fin qui non ha mostrato del tutto il suo talento. E la Chiesa Cristiana Evangelica Pentecostale Cristo Libera, sita a Porto Empedocle in via Napoli 43, condotta dai pastori Vito e Brigida Giardina, sarà presente domani 18 nel supermercato Sisa incontrato a Durrueli in occasione della colletta nazionale del Banco Alimentare. E questo è tutto per questa edizione di Tiva Notizie. Vi diamo appuntamento per le prossime, augurandovi una buona serata.